Nel pomeriggio è il momento di una passeggiata. Portiamo con noi uno degli amati Topolino di Andrea. Ci aspetta la frescura de Il Passetto, il rione della città che si affaccia su un tratto di costa alta. Ciao Andri. Ciao. Oi, dammi il 5. Allora? Tutto bene? Come andiamo? Bene, bene. Senti, andiamoci a sedere. Ok. Com'è andata oggi? Bene, bene. Tutto ok? All'orto? Tutto ok, perfetto. Hai venduto verdure? Sì, molte. Per ognuno di noi la vita ha molteplici aspetti, ha molteplici sfaccettature, quindi abbiamo l'area della vita privata, della vita lavorativa, della vita del tempo libero e quindi con i vari interlocutori con cui abbiamo a che fare, ad esempio l'Orto del Sorriso, andiamo a fare rete. È andato il campo? Bene, bene, molto bene. Siamo arrivati, il viaggio di treno di notte è stato, non lo racconto. Ah sì? Molto comodo immagino. Lasciamo stare. Poi l'ultima sera ho fatto talent show. Sì. Ho cantato 3 canzoni di Modugno, ho vinto la medaglia d'oro. Tutte e 3 di Modugno? Stessi proprio un appassionato. Dare la possibilità di vedere un futuro diverso. E questo è stato lo stimolo più grande, proprio grazie all'esperienza maturata appunto in anni di volontariato in questo settore, quando appunto diciamo ecco, nella disabilità sempre, cioè, si è poco conosciuta fa paura, no? Però in realtà facendo i passi giusti, chiaramente con i tempi giusti, si riescono a fare tante cose che rientrano un po', diciamo, nella normalità, no? Dare una visione del futuro diversa per queste persone. È assolutamente fondamentale avere un supporto per riuscire a fare le scelte giuste. Allora avere l'approccio giusto e dire sì, è possibile, e questo riguarda sia noi operatori, sia la persona, il diretto interessato, pensare sì è possibile, quindi avere un'apertura e un atteggiamento assolutamente proattivo e assolutamente capace di in qualche modo nutrire l'altro, allora sì. Allora assolutamente sì, in un percorso di vita indipendente vissuto in questo modo può rendere felici. Felice di stare lassù con O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, con
per noi, confido in te, confido in te. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te, confido in te. Signore Gesù, sei davanti a noi, crocifisso e agonizzante, ma noi ti guardiamo perplessi e attoniti per la sorte alla quale sei andato volontariamente incontro. Noi ci mettiamo accanto a Maria per condividerne il dolore, ma non ti nascondiamo quella parte di incredulità e di durezza di cuore che abita ancora dentro di noi. La tua crocifissione e la tua tremenda agonia sono infatti una tempesta ancora più grande di quella in cui si trovarono un giorno i tuoi discepoli con te, presente sulla stessa barca. Ora noi sentiamo la tua voce mentre gridi al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma in queste parole avvertiamo soltanto il tuo senso di abbandono e non anche la fiducia della quale sono radicalmente imbevute. Tremiamo per lo spavento di fronte davanti alla vista del dolore e delle battaglie che tu stesso permetti nella nostra vita per renderci conformi a te. Ma dimentichiamo di alimentare in noi la stessa fiducia che tu, inchiodato sulla croce, ora riponi ostinatamente nella potenza del Padre tuo e Padre nostro, che nel silenzio del suo mistero è sempre presente per sorreggere il nostro cammino. E così, travolti dalla sfiducia, nonostante la tua presenza e la tua grazia, ti sentiamo ripetere ancora oggi: perché avete paura? Non avete ancora fede? Perciò, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo, Gesù, di accrescere la nostra fede. Rendici saldi nella lotta contro la nostra incredulità e perseveranti nelle opere del tuo amore. Donaci la certezza che le parole rivolte un giorno a Santa Suor Faustina: sappi che io sono con te, io stabilisco le difficoltà e io le supero, sono rivolte anche a noi, e fa che confortati da questa certezza viviamo con maggiore gioia, convinzione e tenacia le prove che ancora ci attendono e nelle quali tu stesso ci immergi per la nostra santificazione. Per tutte le intenzioni che ci sono affidate e per quelle che portiamo nei nostri cuori, offriamo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo la pace per il mondo intero. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa
dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. per la sua dolorosa passione, Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Misericordias Domini in aeternum cantabor.
Litania alla Divina Misericordia. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito. Oh Maria, Madre nostra, siamo nuovamente qui davanti a te. Tu conosci i dolori e le fatiche che in quest'ora appesantiscono il nostro cuore. Noi alziamo lo sguardo a te, ci immergiamo nei tuoi occhi e ci affidiamo al tuo cuore. Anche a te, oh Madre, la vita ha riservato difficili prove e umani timori, ma sei stata coraggiosa e audace. Hai affidato tutto a Dio, hai risposto a Lui con amore, hai offerto te stessa senza risparmiarti. Come intrepida donna della carità, in fretta ti sei recata ad aiutare Elisabetta. Con prontezza hai colto il bisogno degli sposi durante le nozze di Cana. Con fortezza d'animo sul Calvario hai rischiato di speranza pasquale la notte del dolore. Infine, con tenerezza di madre, hai dato coraggio ai discepoli impauriti nel cenacolo e con loro hai accolto il dono dello Spirito. E ora ti supplichiamo, accogli il nostro grido. Abbiamo bisogno del tuo sguardo amorevole che ci invita ad avere fiducia nel tuo Figlio Gesù. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalla ingiustizia e devastati dalle guerre. Tergi le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza, perché si avveri subito la profezia di Isaia: spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci. Una nazione non si alzerà più la spada contro un'altra nazione, non impereranno più l'arte della guerra. Madre, rivolgi il tuo sguardo materno a questa famiglia umana che ha smarrito la gioia della pace e ha perso il senso della fraternità. Madre, intercedi per il nostro mondo in pericolo, perché custodisca la vita e rigetti la guerra, si prenda cura di chi soffre, dei poveri, degli indefesi, degli ammalati, degli afflitti, e protegga la nostra casa comune. Invochiamo da te, Madre, la misericordia di Dio, tu che sei Regina della pace. Converti gli animi di chi alimenta l'odio, silenzia il rumore delle armi che generano morte, spegne la violenza che cova nel cuore dell'uomo e ispira progetti di pace nell'agire di chi governa le nazioni. Maria, Regina del Santo Rosario, sciogli i nodi dell'egoismo e dirada le nubi oscure del male.
riempici con la tua tenerezza, sollevaci con la tua mano premurosa e dona a noi, figli, la tua carezza di madre, che ci fa sperare nell'avvento di nuova umanità, dove il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il diritto e la giustizia, regnerà nel giardino. Praticare la giustizia darà pace. O Madre, salus popoli romani, prega per noi. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. Oggi, trasfigurazione del Signore, appare un Gesù che prega e che mentre prega cambia d'aspetto, completamente si trasfigura infatti. Ed è un aspetto essenziale perché la preghiera fa proprio questo. Noi ci concentriamo tanto sulla bellezza e la straordinarietà di un Gesù trasfigurato, ma in realtà come si trasfigura? È mentre pregava, dice l'Evangelista Luca. Cioè la preghiera fa proprio questo, cambia completamente dentro e fuori una persona. Tanto è vero che i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono estasiati, dicono che è bello per loro stare qui, anche se Gesù non sta annunciando una cosa semplice, sta dicendo che andrà a Gerusalemme per soffrire, per morire, per essere crocifisso, dirà questo proprio a Mosè ed Elia che stanno accanto a lui. Eppure per Pietro è bello, perché? Perché la preghiera trasforma anche le cose più brutte, più storte, più dolorose in qualcosa di straordinario, di luminoso, di assolutamente bello. Allora questa è l'indicazione per oggi, cercare di cambiare mentre si prega, perché sappiamo che la preghiera non cambia il mondo, ma cambia noi stessi, e cambiando noi stessi cambia anche la prospettiva di tutto quello che vediamo intorno a noi, nel bene o nel male. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi.
La mostra Matisse, Picasso, Modigliani, Miró a Palazzo Zabarella di Padova rappresenta un'occasione speciale per avvicinarsi a 132 opere di 47 artisti conservate al Museo di Grenoble. La mostra è organizzata dal Museo di Grenoble e dalla Fondazione Bano in collaborazione con il Comune di Padova, assessorato alla cultura e curata da Guy Tosatto. Ci accompagna nelle sale alla scoperta di questi capolavori Jessica Ferin, storica dell'arte e vicepresidente della Fondazione Bano, fondazione che prosegue nel suo progetto di collaborazione internazionale con i musei di tutto il mondo. La mostra Matisse, Picasso, Modigliani, Miró presenta una selezione di oltre 130 opere, di cui ben 47 sono state realizzate da Matisse e molti altri artisti come Picasso, Chagall, Signac, Bonnard, Modigliani e Miró, ed è l'esito di un'importante collaborazione con uno dei musei più prestigiosi di Francia, il Musée de Grenoble, che ha la seconda collezione d'arte moderna dopo il Centre Pompidou. La mostra permette di capire, di conoscere, di entrare in contatto con le sperimentazioni dei movimenti e dei grandi protagonisti che hanno profondamente rinnovato la figurazione della realtà nella prima metà del Novecento. Partiremo dalle avanguardie di fine secolo, le post-impressioniste, attraverso poi la scomposizione della figura tipica del cubismo, dalle provocazioni del dadaismo fino all'interesse per l'inconscio del surrealismo, passando attraverso la figurazione e il ritorno dell'ordine fino all'astrazione del secondo dopoguerra. 130 opere divise in 5 sezioni, una selezione voluta dal curatore della mostra, il dottor Guy Tosatto, ex direttore del museo, che ci permette oltremodo di entrare in contatto con i nuovi linguaggi, le nuove forme artistiche che sono state sperimentate in questo arco cronologico nel laboratorio della modernità che era a Parigi. Possiamo quindi vedere dei meravigliosi acquerelli, disegni su matita, china, collage, tutte delle sperimentazioni che i grandi protagonisti come Matisse, come Signac, come Picasso hanno realizzato in quest'arco temporale. È un'occasione più unica che rara in quanto proprio per la loro fragilità questi disegni, queste opere grafiche non potranno poi essere esposti per molti anni, almeno una trentina d'anni. Entriamo ora nelle sale della mostra, vi accompagno a vedere questi meravigliosi gioielli. Sul finire dell'Ottocento si sono sviluppati i movimenti post-impressionisti che hanno dato grande importanza al colore come mezzo espressivo della realtà. Ci troviamo di fronte a uno straordinario acquerello di Paul Signac, firmato e datato nel 1910. Significa che da questo momento in poi l'acquerello, tecnica che veniva usata come forma di espressione preparatoria per un dipinto, acquisisce una propria autonomia. Da questo momento Signac disegnerà moltissimi acquerelli che saranno delle vere e proprie opere indipendenti. Ciò che ci colpisce immediatamente è il formato, è un'opera relativamente grande, e l'uso sapiente e accurato del colore. L'opera si sviluppa su degli piani orizzontali. In primo piano abbiamo la banchina di Quai d'Austerlitz, mentre sullo sfondo possiamo vedere come si intravede la sagoma della Notre-Dame de Paris, la cattedrale di Parigi.
La sala appunto è dedicata al movimento neoimpressionista che prevede uno studio abbastanza scientifico e rigoroso del tratto per rappresentare la luce, per rappresentare la luminosità e la raffigurazione della realtà. Nella sala trovate quasi tutte opere di Paul Signac, ad eccezione di un'opera di Edmund Cross, e sono importanti perché rappresentano un nucleo importante della collezione del Museo del Grenoble, che è la collezione a Goods and Band ricevuta nel 1923, che testimoniano il rapporto diretto che l'artista Paul Signac ha avuto con questa coppia di filantropi che hanno acquisito le sue opere anche in forma diretta, ben testimoniata anche da una serie di lettere che noi abbiamo esposto all'interno di queste teche, in quanto sono dei documenti preziosi che, oltre ad essere appunto una testimonianza di questo scambio epistolare, sono anche un'espressione artistica fondamentale dell'artista, che sempre attraverso la tecnica dell'acquerello ha voluto in qualche modo rendere queste lettere sicuramente più dinamiche e rendere omaggio a questi due che erano dei suoi committenti. Se fino a pochi istanti fa abbiamo visto la tecnica del neoimpressionismo, ci troviamo in una sala che raccoglie opere dei pittori Nabi e dei pittori Fauve, che hanno prediletto una stesura più marcata del colore attraverso delle zone piatte, estese, ben definite, molte volte utilizzando anche il colore in forma pura direttamente dal tubetto. L'opera straordinaria su cui voglio soffermarmi, Donna con corpetto di Edouard Vuillard, è l'immagine che abbiamo scelto come rappresentativa della mostra, in quanto è una delle opere più importanti e significative del Museo di Grenoble, e perché ci dà l'immagine anche di questa donna seduta nell'angolo di un divano all'interno dello studio, molto probabilmente dell'artista, intenta a riflettere a non si sa cosa, non si sa esattamente quali siano i suoi pensieri, ma ciò che emerge, ciò che l'artista ha voluto rappresentare attraverso questo sapiente uso di colore e di contrasti di colore. Vediamo il blu molto acceso del corpetto in contrasto con questo bianco sporco del divano. È proprio l'interiorità, l'intimità di questa scena, una scena domestica che lascia intravedere le emozioni della donna, che fa riflettere moltissimo il visitatore che si trova di fronte. Allo stesso modo all'interno di questa sala troviamo un'altra opera sempre di Vuillard, in cui una scena domestica di una famiglia seduta a tavola. Ecco, Vuillard era un artista che prediligeva le scene intime, le scene familiari, racchiuse all'interno di una stanza proprio per sottolineare le emozioni, l'intimità, la soggettività di certi momenti. E troviamo inoltre altri disegni di forte impatto cromatico come quelli di Rouault, che attraverso una stesura di colori molto forti, ben delimitati poi da contorni precisi, netti, tendono a trasmettere grande emozionalità in chi li guarda. Ci troviamo di fronte ad un'opera del 1910 di Paul Iribe. È un'opera diversa rispetto a quelle che abbiamo visto finora e che andremo a vedere. Iribe non può inserirsi in nessun movimento particolare, si inserisce all'interno dell'Art Déco. Lui è stato un grande disegnatore, ha lavorato per la moda, ha lavorato come illustratore, come decoratore. Tipica della sua rappresentazione è proprio la rose Iribe. Come possiamo vedere, questa rosa con
un gambo allungato, 2 foglie verdi di cui una ricurva, che si trova ripetuta in diverse parti dell'opera. Troviamo uno sfondo di tessuto in cui il tema della rosa è ripetuto e incollati 4 disegni preparatori con la tecnica del collage. Matisse è l'artista più rappresentato in mostra, con ben 47 opere. Se pensiamo a Matisse siamo soliti a pensare a delle opere molto colorate. Qui abbiamo la fortuna e il privilegio di avere una sala quasi completamente in bianco e nero, tutta dedicata al disegno. Il disegno è stato l'unico mezzo espressivo che Matisse non ha mai abbandonato nel corso di tutta la sua lunga carriera artistica, in quanto per lui il disegno non era altro che un'espressione diretta e pura della propria emozione. Quindi attraverso queste opere possiamo vedere come la mano di Matisse si muove in maniera molto leggiadra sul foglio, passando da un tema all'altro, lasciando trasparire non soltanto un tema, non raffigurando soltanto un nudo piuttosto che una natura morta, ma lasciando trasparire la propria emozionalità e la propria sensibilità. Abbiamo la fortuna di trovare in questa sala 2 serie completi di temi e variazioni. In totale Matisse ne ha realizzati 17. Il Museo di Grenoble ha la fortuna di avere 2 serie intere. Si tratta di studi che l'artista fa su dei determinati temi e che svolge poi con diverse variazioni, improvvisando di volta in volta, dando libero sfogo alla sua creatività, alla propria espressione, partendo da un tema ben definito, quindi mettendo insieme una grande abilità di memoria e una grande capacità tecnica. Troviamo inoltre dei nudi molto accurati, studi, bozzetti per altre opere, ma che vanno via via ad affinarsi nel corso degli anni fino a ricordare quasi delle vere e proprie opere scultoree. Di particolare pregio in questa sala ricordiamo La danza, opera del 1910. Tutti noi quando pensiamo a questo tema, un tema caro Matisse, ricordiamo le 2 straordinarie opere custodite all'Hermitage e alla MoMA di New York. Si tratta di un disegno, in questo caso di un carboncino realizzato, non uno studio preparatorio, un'opera a sé stante realizzata nel 1910 in cui potremo vedere come l'uso sapiente della mano, la linea curva, ricorda e ripropone il movimento armonico della danza sulla carta. Vorrei a questo punto soffermarmi sull'unica opera colorata presente all'interno di questa stanza, un'opera, un disegno realizzato da Matisse quando aveva 83 anni. Ci troviamo di fronte a Viso su fondo giallo, opera straordinaria di Matisse che racchiude in sé gli elementi essenziali di tutta la sua carriera artistica. Realizzato con un tratto essenziale, un'unica linea che ne definisce il contorno e altre poche pennellate che ne definiscono i dettagli, si crea un gioco continuo tra i pieni e i vuoti, tra il colore, tra lo spazio dipinto e lo spazio invece che rimane bianco, ma nel nostro caso è giallo, dando una massima dignità al volto umano e di conseguenza alla figura. Il disegno è essenziale proprio perché vuole essere elevato allo stato della pittura come strumento più indicato per rappresentare l'essenzialità delle cose. Jazz è un'opera editoriale
pubblicata dall'editore Theriade nel 1947 ed è estremamente importante nell'attività artistica di Matisse. È interamente realizzata con la tecnica dei papier découpés, che altro non sono che dei fogli di carta colorati che venivano ritagliati per essere poi ricomposti in forme diverse. Ecco di nuovo quindi che il colore dato da questi fogli colorati si unisce all'importanza del segno, l'importanza della forma, questa volta non data dal tratto, dal pennello, dalla matita, ma direttamente dalle forbici. È una tecnica che Matisse utilizzerà quasi esclusivamente nell'ultimo arco della sua vita, in quanto costretto in sedia a rotelle vorrà dedicarsi a questa forma di sperimentazione il più possibile. Ma che cos'è jazz? Jazz, come dicevo, è un'opera editoriale. Si tratta di un libro composto da indicativamente 150 pagine, di cui 20 sono delle illustrazioni molto colorate che noi possiamo vedere all'interno di questa stanza, fatte da colori puri accostati in forme più svariate, alternate da 132 pagine scritte dall'artista direttamente con il pennello, che a dire da Matisse stesso possono essere lette o non lette, hanno soltanto lo scopo di essere degli sfondi musicali per queste straordinarie illustrazioni che sono state realizzate con dei colori molto forti e che quindi possono in qualche maniera colpire la sensibilità, essere troppo espressive, troppo emozionali per i visitatori, per le persone che leggono il libro, in questo caso che le vedono nelle pareti. Sono 20 illustrazioni che partono dal tema iniziale del circo e via via si differiscono, ma che prendono spunto da momenti, viaggi, temi molto cari all'artista. Tra tutte forse l'opera più emblematica, l'illustrazione più conosciuta è quella di Icaro, tema tratto dalla classicità che vediamo esposto alle nostre spalle. Entriamo ora nella sezione dedicata all'esplosione delle forme, Picasso e il cubismo. Il cubismo è sicuramente uno dei movimenti artistici più conosciuti, in cui, nato nel 1907 con Le Demoiselles di Avignon, opera straordinaria di Picasso, in cui si abbandona la prospettiva tradizionale per dare una visione scomposta da più punti di vista simultaneamente dell'oggetto, del tema che comunque si vuole rappresentare. In questa sala abbiamo moltissime opere esposte, tutte di stampo cubista, tra cui ricordiamo opere di Juan Gris, Sonia e Robert Delaunay, marito e moglie, che hanno dato una grande spinta di colore al cubismo più tradizionale. Le opere legate al movimento, alla dinamicità di Léger, che con le sue composizioni, con le sue opere cubiste, vuole in qualche maniera inneggiare quello che è il trionfo, lo svilupparsi della macchina, del movimento, dell'innovazione. Sicuramente Picasso è l'artista più conosciuto ed è conosciuto soprattutto per la sua pittura cubista, ma è stato forse tra tutti gli artisti il più poliedrico e ha sperimentato diverse tecniche e diverse forme pittoriche nell'arco di tutta la sua esistenza. Voglio pertanto soffermarmi un istante sull'opera considerata il gioiello della collezione grafica del XX secolo del Musée de Grenoble, che è questo straordinario ritratto di Olga realizzato nel 1921 da Picasso. È un'opera del periodo neoclassico dell'artista che è iniziata nel 1917, quando Picasso ha effettuato un importante e lungo viaggio in Italia e che segna proprio il ritorno alla figurazione classica. L'opera, il ritratto di Olga, è stata realizzata nel 1921. In quest'anno Picasso si trovava a Parigi, collaborava con un gruppo di ballerini russi per la realizzazione della scenografia di uno spettacolo, Parade. Tra questi ballerini
c'è Olga, la conosce, i due si innamorano, si sposeranno a breve, diventa la sua prima moglie e sarà una musa per un periodo molto importante e creerà delle opere di grande impatto emotivo. Il volto della donna si presenta quasi in forma massiccia, è raffigurata con una figurazione molto marcata, i capelli, le linee degli occhi, del naso, ricordano tantissimo la statuaria antica. Ma ciò che soprattutto si può notare e che sicuramente l'artista ha preso da Ingres è il fatto di trovare una figurazione ben definita nella parte centrale, colorata a pastello, contornata poi da delle parti molto meno dettagliate, che sembrano essere realizzate in forma grossolana, ma che in realtà sono state volute e attentamente, sapientemente realizzate dall'artista. È un'occasione importante in quanto in un'opera unica si riescono a vedere i diversi momenti della composizione. In questa sala ci troviamo all'interno di una parte della mostra dedicata al Dada e al surrealismo. Siamo nel 1916, a Zurigo nasce il movimento Dada come reazione all'arte tout court, in cui l'unica regola è il caso, non ci sono regole, si dà spazio alla libertà espressiva, si dà spazio all'irrazionalità. Qualche anno dopo, nel 1924, a Parigi nascerà il surrealismo. Anche in questo caso l'irrazionalità, il mondo dell'inconscio, il mondo del sogno hanno la predominanza sulle arti figurative. Non più la realtà come la si vede, non la realtà scomposta del cubismo, ma una realtà interiore. Sono passati pochi anni dal termine del primo conflitto mondiale, di conseguenza c'è in qualche modo un desiderio, una voglia di superare le brutalità della realtà, ed ecco perché questo gruppo di artisti si concentra soprattutto su questo tipo di arte razionale. Miro arriva a Parigi nel 1919 e da subito si accosta alle avanguardie, al cubismo prima e appunto dal 24 direttamente al surrealismo. L'opera che troviamo qui esposta è un'opera che vede la presenza di un personaggio su uno sfondo monocromo, color ocra, che sembra quasi richiamare il velluto, posto di profilo, è una figura metà tra l'uomo, metà tra l'animale, non definita, in cui diversi elementi sono accostati, ma Miro non si preoccupa di spiegarci il significato di quest'opera. C'è un gioco tra materia, questo rettangolo bianco che sovrasta tutti gli altri colori, un gioco di pieni, di vuoti, di luce e di ombre, ma ciò che interessa l'artista è proprio quello di dare libera espressione alla propria interiorità, al proprio inconscio, alle proprie idee. Un artista completamente diverso, ma poliedrico in quanto è stato pittore, è stato poeta, è stato scenografo, è Jean Cocteau. In mostra troviamo due opere, sicuramente molto simpatica è La testa con puntine, in cui troviamo come vengono utilizzati materiali di uso comune come il cartoncino, il cordoncino, le puntine, per realizzare un volto disordinato, un po' scomposto, che molto probabilmente è il ritratto stesso dell'artista. È una figura che in qualche modo richiama anche le maschere della tragedia greca, molto care a Jean Cocteau, che le richiama anche in alcune proprie opere teatrali. Negli anni 20 del Novecento Parigi rimane una città fondamentale, un grande laboratorio dove molti artisti si inseriscono. Molti di questi prediligono non rompere completamente con la figurazione classica e cercano di trovare un compromesso tra le rivoluzioni avviate dalle avanguardie che abbiamo visto e la rappresentazione classica della figura.
È una tendenza che si sviluppa un po' in tutta Europa ed è il ritorno all'ordine, quindi di questo desiderio in qualche modo di richiamare una figura più oggettiva. I risultati più originali si hanno da parte di quegli artisti, chiamiamoli stranieri, che si sono insediati a Parigi, dove hanno avuto l'occasione di entrare in contatto con le avanguardie, ma hanno realizzato e creato uno stile personale coniugando la propria tradizione assieme al linguaggio delle avanguardie. Tra tutti ricordiamo l'italiano Amedeo Modigliani, che nel 1906 va a Parigi e crea uno stile tutto personale, molto raffinato, unendo gli influssi dell'arte rinascimentale con l'interesse per l'arte primitiva africana e il suo incontro con Brancusi. Abbiamo la fortuna di poter esporre 3 straordinari ritratti maschili realizzati dall'artista. Vorrei poi citare la presenza di altri artisti stranieri importanti a Parigi che sono riusciti in qualche modo ad integrare, ad unire insieme la propria cultura con la cultura delle avanguardie. Da un lato l'artista russa Maria Vassiliev, che in un'opera straordinaria chiamata Pietà unisce insieme la tradizione delle icone russe, dell'arte bizantina che possiamo vedere con lo sfondo oro, all'arte più sperimentale delle avanguardie. L'opera apparentemente non si vede, è un collage con diverse parti sovrapposte l'una all'altra. La pietà è un tema, il tema d'amore, è un tema del dolore e sta proprio a rappresentare il grande coinvolgimento di quest'artista di solidarietà nei confronti delle sofferenze dell'umanità. E ricordiamo poi anche Leonard Fujita, artista giapponese che arriva a Parigi e nelle sue opere cerca di unire, diffondere insieme la propria tradizione orientale con l'innovazione e con la forma figurativa occidentale. Fino agli anni 60 Parigi ha ancora una grande importanza per quel che riguarda l'astrazione e molti artisti vi si trovano ad operare, anche se ormai quest'arte più contemporanea si sviluppa un po' oltreoceano e in altre parti comunque del mondo. Principalmente a Parigi possiamo distinguere 2 correnti di arte astratta, da un lato una più oggettiva, più geometrica, legata se vogliamo al neocostruttivismo di Mondria, dall'altro lato una forma astratta più libera, più lirica, in cui il segno, il tratto, il gesto diventano un elemento fondamentale e distintivo proprio per la rappresentazione del movimento, del mondo, delle forze propulsive, creano l'energia vitale dell'uomo e dell'universo. La mostra, come abbiamo potuto vedere, è una sorta di manuale di storia dell'arte di questo periodo che rappresenta un momento fondamentale dell'arte moderna, ma che allo stesso tempo ci ha dato l'opportunità di vedere delle tecniche, dei linguaggi poco conosciuti che in realtà hanno la propensione e la capacità di esprimere molto di più che il disegno stesso. Vi aspettiamo a Palazzo Zabarella fino al 12 gennaio 2025 per ammirare la mostra Matisse, Picasso, Modigliani, Miró, capolavori del disegno dal Musée de Grenoble.
voce di chi non ha voce. Lunedì 11 agosto alle 9 festeggiamo insieme nella chiesa del Centro di Pastorale Giovanile di San Massimo a Verona con una solenne Santa Messa Santa Chiara d'Assisi, patrona della televisione e delle comunicazioni. Partecipa anche tu con tutti noi. Preghiamo Maria, Regina della Famiglia, per tutte le famiglie cristiane, perché crescano nelle virtù della Santa Famiglia di Nazareth, il silenzio, la preghiera, l'ascolto obbediente della parola. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù è risorto ed è vivo. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù ascende al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel terzo mistero della gloria contempliamo lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero della gloria contempliamo Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. In Tigrino. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋዝ መልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ አንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ፍረ ኢየሱስ ካ ዝተባረኸ እዩ። Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. ሰላም ናኹ ማርያም ጸጋ ዝመልአክ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ካብ ኣንስቲ ዝተባረከ ኢኺ ናይ ከርሲ ክብረ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረኸ እዩ Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria è nostra Madre e Regina del cielo e della terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, e anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della pace, prega per noi, prega per noi. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Madre della divina grazia, prega per noi. Madre della speranza, prega per noi. Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina
Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, Prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, Prega per noi. Regina delle Vergini, Prega per noi. Regina di tutti i santi, Prega per noi. Regina concepita senza peccato, Prega per noi. Regina assunta in cielo, Prega per noi. Regina del Rosario, Prega per noi. Regina della famiglia, Prega per noi. Regina della pace. Prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo assieme a pagina 8 del libretto. Santa Maria, Madre di Dio, ti salutiamo nella tua casa. Qui l'angelo Gabriele ti ha annunciato che dovevi diventare la madre del Redentore, che in te il Figlio eterno del Padre, per la potenza dello Spirito Santo, voleva farsi uomo. Qui dal profondo del tuo cuore hai detto: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Così in te il Verbo si è fatto carne. Santa Madre del Signore, aiutaci a dire sì alla volontà di Dio, anche quando non la comprendiamo. Aiutaci a fidare della sua bontà anche nell'ora del buio. Aiutaci a diventare umili come lo era il tuo Figlio e come lo eri tu. Proteggi le nostre famiglie perché siano luoghi della fede e dell'amore, perché cresca in esse quella potenza del bene di cui il mondo ha tanto bisogno. Proteggi il nostro Paese perché rimanga un Paese cristiano, perché la fede ci doni l'amore e la speranza che ci indica la strada dell'oggi verso il domani. Tu, Madre buona, soccorrici nella vita e nell'ora della morte. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Magnificat anima mea, anima mea Dominum, ed exultavit spiritus meus
Maria, al mattino della Pentecoste tu hai sostenuto con la preghiera l'inizio dell'evangelizzazione intrapresa dagli Apostoli sotto l'azione dello Spirito Santo. Con la tua costante protezione continua a guidare anche oggi, in questi tempi di apprensione e di speranza, i passi della Chiesa, che, docile al mandato del suo Signore, si spinge con la lieta notizia della salvezza verso i popoli e le nazioni di ogni angolo della terra. Orienta le nostre scelte di vita, confortaci nell'ora della prova, affinché, fedeli a Dio e all'uomo, affrontiamo con umile audacia i sentieri dell'etere per recare alla mente ed al cuore di ogni persona l'annuncio gioioso di Cristo, Redentore dell'uomo. O Maria, stella dell'evangelizzazione, cammina con noi. Amen. Unisciti a Telepace per vivere l'appuntamento giornaliero di preghiera in diretta dalla chiesa di San Zeno in Monte dell'Opera Don Calabria di Verona. Alle 18 la recita del Santo Rosario. A seguire, alle 18:30, la celebrazione della Santa Messa. Dal lunedì al venerdì in diretta su Telepace.
voce di chi non ha voce. Oggi, trasfigurazione del Signore, appare un Gesù che prega e che mentre prega cambia d'aspetto, completamente si trasfigura infatti. Ed è un aspetto essenziale perché la preghiera fa proprio questo. Noi ci concentriamo tanto sulla bellezza e la straordinarietà di un Gesù trasfigurato, ma in realtà come si trasfigura? È mentre pregava, dice l'Evangelista Luca. Cioè la preghiera fa proprio questo, cambia completamente dentro e fuori una persona, tant'è vero che i tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, sono estasiati, dicono che è bello per loro stare qui, anche se Gesù non sta annunciando una cosa semplice, sta dicendo che andrà a Gerusalemme per soffrire, per morire, per essere crocifisso, dirà questo proprio a Mosè ed Elia che stanno accanto a lui. Eppure per Pietro è bello, perché? Perché la preghiera trasforma anche le cose più brutte, più storte, più dolorose in qualcosa di straordinario, di luminoso, di assolutamente bello. Allora questa è l'indicazione per oggi, cercare di cambiare mentre si prega, perché sappiamo che la preghiera non cambia il mondo, ma cambia noi stessi, e cambiando noi stessi cambia anche la prospettiva di tutto quello che vediamo intorno a noi, nel bene o nel male. Voce di chi non ha voce. Telepace, voce di chi non ha voce. Voce di chi non ha voce. L'Aida di Giuseppe Verdi è la seconda opera in cartellone della stagione lirica all'Arena di Verona 2025. Dopo la prima di Nabucco, il Festival lirico riparte dall'opera Regina,
Aida di Giuseppe Verdi. L'allestimento, definito di cristallo per le superfici trasparenti e gli inediti giochi di luce, è curato in ogni aspetto da Stefano Poda, che fonda in scena una personale unione di antica simbologia egizia e alta moda contemporanea. Sul palcoscenico, per la prima stagionale, artisti apprezzati dalla critica e dal pubblico areniano. Protagonista il soprano Maria José Siri, a Radames il tenore Luciano Ganci, Amneris il mezzosoprano Agnieszka Relis, Ramfis Alexander Vinogradov, il faraone Simon Lim, Amonasro, padre di Aida, Amartushin Ekbat. Completano il cast il messaggero Carlo Bosi, la sacerdotessa Francesca Maionchi. Sul podio areniano torna Daniel Oren a dirigere l'orchestra della Fondazione Arena e il coro preparato da Roberto Gabbiani. L'Aida di Cristallo, che va in scena fino al 4 settembre, è caratterizzata anche dalla partecipazione di molti artisti debuttanti. La produzione di Poda è ricca di colori e di spettacolari scenografie che raccontano la drammaturgia del capolavoro verdiano, mettendo in risalto le linee dell'anfiteatro.
tra geroglifici e alta moda, colori contrastanti e materiali inediti con la simbologia della mano. Poda, con questa simbologia, mostra il potere dell'uomo di creare, distruggere, pregare, combattere e amare in un viaggio dantesco reso dai 400 artisti in scena, compresi il ballo coordinato da Gaetano Petrosino, mimi figuranti e dai tecnici della Fondazione Arena. È un'Aida corporea in cui i mimi e i ballerini creano una drammaturgia fisica non strettamente mimetica ma evocativa di fatti e situazioni. La base concettuale è antropologica, con la mano onnipresente sulla scena come gigantesca macchina meccanica e come simbolo utilizzato dai vari gruppi di potere contrapposti nella drammaturgia dell'opera. La produzione di Poda è stata definita di cristallo per il grande impatto visivo sull'anfiteatro areniano, di cui valorizza le linee originali con effetti di luce, raggi laser su un grande palcoscenico trasparente, animato da una ricca simbologia. Il regista trentino ha ambientato l'opera verdiana in un Egitto pieno di lustrini, luci sfavillanti, riflessi argentei, costumi più extraterrestri che terreni, dove l'immagine scenografica e l'ambiente egizio, descritto dai testi originali, a fatica si intravede. Indubbiamente lo sfarzo e i movimenti delle masse, sapientemente e coreograficamente guidate, offrono uno sguardo spettacolare. Questa produzione ha diviso il pubblico areniano, da una parte i melomani e dall'altra chi preferisce le innovazioni.
La storia è nota e conosciutissima. Durante la guerra tra Etiopia ed Egitto, Aida, figlia del re etiope, è stata fatta schiava e portata in Egitto, dove però nessuno conosce la sua vera identità. Durante la prigionia, Aida si innamora, ricambiata, del comandante delle truppe egiziane Radames. A dividere Aida e Radames non solo la ragion di Stato. Radames è anche il futuro erede al trono egiziano, perché promesso sposo alla figlia del faraone Amneris. Quando durante una seconda guerra viene fatto schiavo Amonasro, re di Etiope, nonché padre di Aida, questi la convince ad usare il suo ascendente su Radames per farsi rivelare quale sarà il percorso delle truppe egizie. Radames cade nella trappola e, disperato per aver infranto il segreto militare, si costituisce come traditore della patria alle guardie. Nonostante le suppliche che Amneris rivolge a suo padre e ai sacerdoti che hanno il compito di condannarlo, o meno, Radames viene condannato ad essere sepolto vivo. Aida, ancora innamorata di lui, non lo abbandonerà neppure nella morte e si farà seppellire viva con lui. Una analisi su questa storia ci viene data dal riassunto di vari commenti. La volontà di possesso dell'uomo e il mezzo per perseguirlo raggiungono il potere. Potere e possesso dunque. Potere è il dominio sui vinti, gli etiopi mostrati come corpi nudi e massacrati, sempre costretti a vivere nella terra schiacciati, dilaniati, usati. Possesso è anche l'amore visto come prevaricazione, anelito erotico che gioca con l'amato come un pupazzo, desiderio che opprime, amore che è guerra, dominio sessuale e psicologico. Mani ovunque dunque, mani aperte e confortate, contorte, mani chiuse a pugno chiuso, mani che liberano, mani più spesso mani che opprimono. E poi ci sono i corpi dei mimi, immagine vivente dei sentimenti, surreazioni mentali rese vive dalla musica di Verdi, che viene spiegata e interpretata in un travaglio corporeo che trascende la coreografia per diventare vero teatro in movimento, espressione corporea degli aneliti, dei personaggi e del loro sentimento. Il potere è sempre tirannico anche quando cerca l'amore. Così il secondo atto si conclude con Aida che segue il suo popolo inseguita da Radames. I due si amano, ma il potere delle loro dinastie, il potere che è in loro, la loro sofferenza travolge sempre gli ultimi, gli umili, che non possono che ritmicamente soccombere al loro passaggio.
È una casa speciale, quella che ospita la piccola fraternità Lessigna, a 2 passi dalla chiesa di Corbiolo, nel comune di Bosco Chiesa Nuova. Nella splendida montagna veronese sorge questa struttura, riammodernata nel corso dell'ultimo anno. Si sono appena conclusi infatti importanti lavori di riqualificazione realizzati per dare qualità e sostenibilità economica futura ai servizi offerti alle tante persone speciali che qui vivono o passano gran parte della loro giornata. Sono 10 le persone ospitate nella comunità alloggio e poi altre 2 quelle in appartamento, alle quali se ne aggiungono 28 che frequentano il centro diurno, con tutte le sue attività. E il risultato è un volano di bene che da decenni fa rima con solidarietà, cura, impegno, condivisione e gioia e che ha cambiato nel territorio l'atteggiamento verso le persone diversamente abili. Torniamo alla genesi di questa esperienza con uno di coloro che l'ha vista nascere. La piccola fraternità è partita negli anni 80, precisamente nell'87, per dare un aiuto a una persona che avevamo qua con dei problemi nel nostro territorio. Il parroco di allora, Don Ottavio, ha preso al balzo questa situazione, ha messo a servizio le sale parrocchiali che abbiamo qua vicino alla chiesa. Abbiamo fatto un giro fra le varie parrocchie della Lessigna per vedere le esigenze che ci potevano essere. Da lì alcuni genitori hanno creduto in noi, hanno iniziato a far arrivare
a livello diurno i loro ragazzi presso di noi, e questa è stata la partenza della piccola fraternità. Tra i primi volontari anche l'attuale coordinatore della fraternità. Con lui abbiamo ripercorso come ha personalmente conosciuto questa realtà. Io ho conosciuto la piccola fraternità quando ero adolescente, all'età di 14 anni. Il gruppo di volontari da allora era venuto nella parrocchia di Lughezzano dove abitavo e ci hanno fatto la proposta di passare una giornata insieme, mettendoci a servizio, animando la messa e animando delle attività ludiche, dei giochi. Ti ha colpito questa realtà, ti ha lasciato un impatto positivo da adolescente? Molto, tanto che poi ho svolto il servizio civile sempre presso la piccola fraternità, ho maturato l'idea di dedicarmi a questo lavoro facendo poi il corso operatori e proseguendo dal 96 che lavoro qui in piccola fraternità. Ecco, una realtà che aiuta tantissime persone in due modalità, notturno, ospitandole tutto il giorno, oppure persone che vengono qua solamente durante il giorno. Sì, la piccola fraternità ha due realtà che sono il centro diurno per persone diversamente abili adulte. Abbiamo attualmente 28 ospiti che provengono da tutta la Lessinia fino alla periferia di Verona. Al mattino partiamo con 4 mezzi per riuscire a raggiungere velocemente in breve tempo tutte le famiglie. E poi abbiamo una comunità alloggio di 10 persone, entrambe le realtà sono accreditate presso la Regione Veneto. Abbiamo anche una terza possibilità che è quella dell'appartamento protetto. Attualmente abbiamo inserite due persone, un appartamento a bassa soglia d'assistenza. In questa struttura la piccola fraternità è presente dal 2003, dopo la posa della prima pietra nell'anno giubilare del 2000. Mentre prima l'accoglienza diurna era nei locali della parrocchia, poi si è manifestato il bisogno di spazi più ampi per rispondere agli standard richiesti dalle istituzioni per seguire le persone con disabilità. Dal 2003 la struttura operativa è ricca di attività. Abbiamo sentito la responsabile delle attività diurne. La piccola fraternità Lessinia offre ai propri ospiti una vasta gamma di attività occupazionali ed educative, e proprio ora siamo qua in laboratorio di falegnameria dove alcuni ospiti trovano appunto occupazione nella lavorazione del legno. Esprimono la loro capacità creativa e anche manuale. Altre attività che facciamo qui alla piccola fraternità sono prevalentemente per gli ospiti del centro diurno, sono l'attività teatrale, attività musicale, attività di cucina, attività ai tavoli come disegno, pittura, piccoli lavoretti seguendo un po' il calendario dell'anno in corso, come il Natale, la Pasqua. Facciamo piccoli lavoretti per definire anche questi particolari periodi. Attività fisica, attività motoria con alcuni ragazzi che magari devono fare un po' più movimento. Abbiamo una palestra dove ci sono degli attrezzi e lì possono trovare appunto, c'è la possibilità, seguiti appunto da colleghi o dalla fisioterapista stessa, possono fare attività motoria. Quanto è importante per loro sviluppare la manualità, colorare, fare questi piccoli lavori qui? È molto importante perché diciamo che loro qui dalle 9 quando arrivano fino alle 16 passano la giornata. Devono trovare una soddisfazione in queste ore che stanno qua, che naturalmente è la cosa su cui noi lavoriamo spesso e sempre è la relazione, cercare di creare relazione fra gli ospiti. Però hanno bisogno anche di soddisfare i loro desideri, le loro attitudini, quindi le attività sono diversificate proprio per questa ragione, perché ad alcune persone piace un'attività più manuale, ad alcune persone piace un'attività di tipo musicale perché sentono il canale della musica. Cerchiamo sempre di includerci nelle varie realtà del territorio, come le scuole, come strutture del territorio, perché il nostro primo obiettivo è proprio questo, è quello dell'inclusione, è quello di condividere momenti di vita con più persone possibili. Don Giorgio Fainelli è parroco di Corbiolo da 5 anni. Di diritto, in quanto tale, è diventato presidente della piccola fraternità Lessinia. Gli abbiamo chiesto le sue impressioni su questa realtà
realtà fin dai primi momenti in cui ha potuto conoscerla e viverla. L'impatto è positivo quando incontri una realtà come questa. E da subito ho incominciato a dire, anche parlando con la gente, siamo fortunati a Corbiolo perché abbiamo 2 chiese. C'è la chiesa, quella normale, dove ci ritroviamo la domenica per la celebrazione della messa, e poi c'è il Tempio della Carità, il Tempio dell'Amore, la chiesa della Piccola Fraternità Lessinia, dove davvero si respira quotidianamente un spirito di servizio, di amorevole attenzione verso chi può aver bisogno di una mano. La Piccola Fraternità Lessinia, pensate che ha 140 volontari. È un bel numero e questo ci fa capire come nel territorio del paese, ma anche più in là di Corbiolo, la Piccola Fraternità lascia un segno altamente educativo. Servizio, attenzione verso chi può aver bisogno di una mano e una generosa collaborazione. Porta tanto aiuto sia alle persone con disabilità che qui sono accolte di notte o anche nel diurno, ma anche a tante persone normodotate, diciamo, e anche al parroco, lei stesso, che qui viene spesso, la invitano a mangiare. Sì, è chiaro che da sempre, da quando è nata la Piccola Fraternità, il parroco è anche presidente, ma al di là di quella che può essere la formalità della struttura, la presenza all'interno della Piccola Fraternità è necessaria, indispensabile per farsi conoscere, per poter conoscere, per poter avere una occasione di relazione che ti fa bene al cuore e aiuta. Quanto è positivo l'impatto sulle persone e sulla loro qualità di vita? È molto positivo. Certe persone non avrebbero un'alternativa alla Piccola Fraternità. Qui hanno la possibilità di trascorrere tempo insieme, impegnarsi in attività gratificanti, come ad esempio chi è inserito all'interno del laboratorio occupazionale, per cui con la possibilità anche di creare dei lavoretti, uscite insieme, attività sportiva, attività teatrale, poter sviluppare relazioni con persone nuove, persone esterne. Infine parliamo dei lavori di riqualificazione della sede che puntano al futuro della struttura e ai servizi erogati alle persone ospiti. I lavori sono serviti soprattutto per un risparmio energetico. Visto che siamo una piccola realtà, è importantissimo avere sotto controllo i consumi di questa casa. Qua siamo partiti e l'abbiamo rifatta completamente grazie al 110 e al bonus sismico. Abbiamo rifatto il tetto. Abbiamo fatto un tetto ventilato con un impianto fotovoltaico sul tetto da 80 kW, abbiamo rifatto i capotti, abbiamo rifatto i serramenti, abbiamo rifatto tutto un impianto di riscaldamento e condizionamento utilizzando la geotermia, in modo da poter abbattere in maniera molto drastica i consumi della Piccola Fraternità. Diciamo che da 30.000 euro, 30-35.000 euro all'anno non dovremmo spenderne più di 3-5.000 euro all'anno adesso. Quindi questo serve naturalmente a dare continuità a un servizio per il quale aumentano i costi, ma si vuole guardare al futuro. Certo, l'importante è guardare al futuro e guardarlo anche in un'ottica di risparmio energetico, di verde, di natura, perché la Piccola vuole anche dare questo segnale di essere inserita, visto il posto dove viviamo, cercare anche di non inquinare, di non di creare di quei problemi di quel genere lì. Ecco, quindi abbiamo cercato di fare tutto questo, fortunatamente grazie al 110, altrimenti era impossibile andare a pensare a tutti questi lavori, e questo ci siamo riusciti. Insieme a questo, visto che avevamo un problema che era il problema sismico di una legge
uscita qualche anno fa dalla regione, abbiamo adeguato anche sismicamente la piccola fraternità. Tornando a parlare dell'importanza a livello pratico, anche culturale di questa realtà, quanto vedi che negli anni è servita proprio per arricchire da questo punto di vista questo territorio? Ma guarda, tralascio un attimo quello che riguarda logicamente le singole famiglie che tante volte ci ringraziano per quello che abbiamo fatto. Abbiamo visto in questi anni un cambio di cultura, dove la piccola è passata, dove siamo nati a Corbiolo, da Corbiolo ci siamo portati a Bosco, ci siamo portati a Cerro, ci siamo portati a Velo, a Roverè, ora a Grezzane, alle porte di Verona, e capire il quanto lo dicono i nostri volontari. Prima siamo partiti con dei volontari solo qua da Corbiolo, adesso abbiamo 140 volontari che partono da Quinto, arrivano a Corbiolo, arrivano a Bosco, arrivano a Roverè, arrivano a Erbezzo, quindi ha dato un bel segnale. E poi c'è un altro tipo di segnale che è quello della non più, chiamiamola paura, di vedere le persone con disabilità. C'è un'unione, oramai si è creata un'unione che quando si incontrano le persone vedi che stanno insieme, chiacchierano insieme, quindi significa che il messaggio che abbiamo portato è molto molto utile, è molto bello anche proprio per unire, e serve anche per unire la piccola fraternità questo messaggio. Siamo un bel gruppo da 200 persone uniti con uno scopo.
Gesù condusse su un alto monte Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigurò davanti a loro. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. a te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, annienterà il re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù condusse su un alto monte Pietro, Giacomo e Giovanni e si trasfigurò davanti a loro. Una nube luminosa avvolse i discepoli. Una voce diceva: «Questi è il mio figlio prediletto, che è tutta la mia gioia». Alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una nube luminosa avvolse i discepoli. Una voce diceva: «Questi è il mio figlio prediletto, che è tutta la mia gioia». Scendendo dal monte, Gesù ordinò loro: «Non rivelate la gloria del Figlio dell'uomo prima che sia risorto dai morti». Alleluia. Egli si manifestò nella carne, fu giustificato nello spirito. Apparve agli angeli, fu annunziato ai pagani.
Scendendo dal monte, Gesù ordinò loro: non rivelate la gloria del Figlio dell'uomo prima che sia risorto dai morti. Alleluia. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Splendore e maestà dinanzi a Dio. Alleluia, alleluia. Splendore e maestà dinanzi a Dio. Alleluia, alleluia. Forza e bellezza nel suo santuario. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Splendore e maestà dinanzi a Dio. Alleluia, alleluia. Udita la voce, i discepoli caddero a terra, presi da grande spavento. Gesù li toccò e disse: alzatevi, non abbiate paura. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e la sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Udita la voce, i discepoli caddero a terra,
celebrando il Cristo, che manifestò ai discepoli la sua gloria sul monte Tabor, innalziamo a Lui la nostra fiduciosa preghiera. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Cristo, che nella trasfigurazione hai preparato i discepoli all'esperienza della passione, fa che la Chiesa, purificata dalle sofferenze e dalle prove, conosca la gioia della tua vittoria. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Tu che sul monte Tabor hai voluto vicino a te Pietro, Giacomo e Giovanni, benedici il nostro Papa e i nostri Vescovi, rafforzali nella speranza della risurrezione perché servano il tuo popolo con serenità e fortezza. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Hai voluto accanto a te Mosè ed Elia come testimoni della trasfigurazione. Illumina il popolo dell'antica alleanza perché giunga alla pienezza della redenzione. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Tu che hai irradiato sul mondo la gloria del Padre, fa che i popoli camminino nella tua luce. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. Cristo, che trasfigurerai il nostro corpo mortale per conformarlo al tuo corpo glorioso, configura all'immagine della tua gloria i nostri defunti. Signore, luce vera, illumina le nostre tenebre. E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Cristo Signore hai confermato i misteri della fede con la testimonianza della legge e dei profeti e hai mirabilmente preannunziato la nostra definitiva adozione a tuoi figli, fa che ascoltiamo la parola del tuo amatissimo Figlio per diventare coeredi della sua vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.